I ristoratori ribelli arrivano a Cagliari sotto l'assessorato regionale del turismo. Il gruppo Io Resto Aperto, io apro la sfida, tra virgolette, ai divieti imposti per bar e ristoranti. C'è però chi ci mette la faccia e chi dice appunto io comunque apro, sfido, perché c'è assolutamente crisi. Partendo da lei, nome e cognome. Sono Antonio Loddo, proprietario del ristorante P West di Carbonia. Quanti anni ha? 47. Lei è uno di quelli che sta aprendo comunque a pranzo e anche a cena nonostante i divieti dalla Sardegna Sì, arancione, e nel suo caso controlli ne sono arrivati? Sì, sono arrivati anche i controlli. Purtroppo la gente non ha paura per le sanzioni e logicamente anche se le serrande sono aperte non viene al ristorante. Ora diciamo che siamo chiuso del tutto e non possiamo andare avanti così. Cioè, voi abbiamo comunque creato questo movimento che sarà tutto registrato. Stiamo chiedendo degli appuntamenti con l'assessore al turismo e turismo al commercio. Ok, dovremmo arrivare anche a parlare con Solinas, essendo anche noi regione autonoma. Noi chiediamo alla regione di aprire pranzo e cena. Nel suo caso l'essendo aperto però clienti non ne arrivano, quindi è più un'azione dimostrativa. Un'azione di protesta civile, sì. Qual è però la sensazione di crisi da capo al collo? Sì, quello sicuramente. Noi siamo proprio alla fame. Come noi c'è anche il settore dello spettacolo, a parte i bar, ristoranti, pizzerie, settore dello spettacolo. Lei nell'ultimo periodo ha avuto un calo degli affari di quanto? Ma più del 50%. Oltre il 50%, costretto a mettere personale in cassa integrazione? Perfetto, cassa integrazione che è pochissima, cioè niente, una famiglia non può vivere con 400 euro. Quello che chiediamo anche noi adesso è di aiutare anche il settore dello spettacolo, che possiamo farlo lavorare all'interno di ogni ristorante, pizzeria, anche con una piccola quota, in modo da poterli aiutare, perché anche loro sono messi male. Quindi insomma i musicisti, chi fa spettacolo dentro i locali, però appunto col distanziamento e tutto, col grande punto interrogativo. Un altro ristoratore, nome e cognome? Silvano Cappai, pizzeria Paninoteca Jolly Roger, 49 anni. Di che città? Carbonia. 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 Anche lei si trova in una situazione di sì, crisi? da quando ci hanno bloccato le sale, noi stiamo continuando a lavorare con l'Asporto, però essendo una pizzeria, le pizzerie lavorano prevalentemente la sera, quindi la chiusura alle 18 delle sale ci ha tagliato completamente le gambe. Più adesso. Nel suo caso affari in calo di quanto? Più del 50%, anche perché noi lavoriamo con l'Asporto, diciamo sì, però i costi dell'Asporto sono più alti sicuramente che avere una sala, anche perché i costi dei mezzi e tutto quanto, è il servizio completamente diverso. Nel suo caso c'è comunque il timore di aprire, insomma, nel momento io apro, c'è il timore, però ci stiamo trovando quasi obbligati a dover fare questa azione, perché i ragazzi che lavorano con noi devono essere stipendiati. Noi abbiamo cercato di tenerli in carico, però i fondi sono finiti, quei pochi soldi che siamo riusciti a ritirare sono andati finiti in consumi di energia elettrica, stipendi e tutto quello che c'è inerente all'attività, che però il lavoro, essendo calato, purtroppo le casse sono più che dimezzate. Il sabato, che era le giornate che ci davano più cassa di tutto, sono più che dimezzate. Lei fino a quando può reggere? Così come siamo un altro mese. Oltre un altro mese sarà difficilissimo stare in piedi. Lei è sposato, ha figli? Ho figli, sì. Quindi dice un mese e se non si riparte per me è la morte è economica. La morte per me, ma soprattutto per me e per i ragazzi che lavorano con me. Quanti dipendenti ha lei? 7 dipendenti. 7 dipendenti. Un altro ristoratore? Buongiorno, io sono titolare di un bar, Gio Lunch Bar a Carbonia. Nome? Luciano Lamantia. Nel suo caso la sfida comunque, Dunque, insieme a quant'altro io apro, non è una sfida, non è una provocazione, è un grido di aiuto. Quindi non dobbiamo sfidare nessuno, non vogliamo sfidare nessuno. La pandemia esiste, ok, ma non deve essere imputata a chi non ha colpo. L'ultima volta siamo entrati in zona arancione perché mancavano dei posti letto in terapia intensiva. Cosa c'entrano i ristoranti, i bar, le palestre o quant'altro? Noi manteniamo tutte le misure di sicurezza, il distanziamento, la sanificazione,
tutto quello che serve, tutto quello che ci hanno prescritto. Nel tuo E- caso il calo di quanto è a livello economico? Ma il calo siamo chiusi. Che calo ti devo dire? No, La gente non viene perché ma non ha siamo, paura siamo delle multe chiusi, anche. siamo chiusi, non è che apriamo, noi non stiamo aprendo. Cosa apri a fare? A rischiare la multa, la gente non viene, ha paura. Nel bar, nel ristorante, uno ci deve andare se è sereno, non deve andare a sfidare che ne so, il governo o quant'altro. Siamo venuti qui adesso in regione perché dalla regione noi chiediamo aiuti veri, nel senso che ci sono delle persone che stanno chiudendo le loro attività perché gli stanno facendo gli sfratti, perché gli hanno staccato la corrente. Allora, se vogliono dare una mano d'aiuto vera, la regione dovrebbe dire quanto paghi di affitto, quanto paghi di bollette, e devono risarcire subito con questi soldi, in modo che nel momento in cui si potrà lavorare ci daranno l'ossigeno, non saremo morti, perché se tu dai l'ossigeno a una persona che è deceduta non serve a niente l'ossigeno. Grazie.